Volevo andare in Africa, volevo andare in India, dedicare la mia vita proprio da missionario, ma il buon Dio mi ha detto: qui è l'Africa, qui c'è tanto da fare. Frate Biagio, rampollo di una famiglia borghese di Palermo, molla tutto a 26 anni per dedicarsi alla meditazione e all'eremitaggio sui monti della Sicilia. Torno e non vado più a casa nelle comodità, mi organizzo con lo zaino, metto i termos, latte caldo, tè caldo, dei panini, delle scatolette e vengo a vivere alla stazione. Comincia ad aiutare poche persone, vive come loro sotto questi portici della stazione centrale di Palermo. È qui che comincia l'avventura di Biagio e della sua missione Speranza e Carità. Quando io mi sono fermato a loro ho detto: ciao, come stai? Sono qua per aiutarti, posso chiamarti fratello? Gli concedono un locale della stazione con 4 posti letto, ma ci dormiranno in 40. Adesso quanti fratelli aiuti tu, Biagio? Sono tanti, sono attualmente 3 comunità, 2 maschili e una femminile, 1000 accolti, più la notte andiamo per strada. Il primo vero centro di Biagio è stato questo, non distante dalla stazione in via Archirafi, che per ora ospita 130 persone. Poi sono arrivati quello per donne e bambini, per ora con 125 ospiti, è il capolavoro di Biagio, il centro di via Decollati, in questa ex caserma. Qui ci vivono in 700. Biagio tutto questo lo sta facendo con altri 5 confratelli. Un giorno forse questo gruppo potrebbe diventare un ordine, ma per ora non ci pensa, tanto è impegnato ad accogliere e accudire i suoi fratelli e sorelle. All'inizio 4, oggi 1000, domani chissà. Pace, salam, la paix, peace. Grazie.